qui finiva Venezia e qui naturalmente c'erano tanti monasteri. Perché? La ragione è sempre perché i fioi. Il monastero aveva bisogno dell'orto, aveva bisogno della vigna. Il terreno in centro costava tanto, qua in periferia era da bonificare e costava meno. Per cui in questa zona tutta una successione di monasteri. Abbiamo visto quello che era dei crociferi e poi diventato quello dei gesuiti, un po' più in là la Madonna dell'Orto, di in là ne era un altro. Questo è quello di Sant'Alvise, dove noi vediamo quei casermoni gialli che sono roba dell'inizio del Novecento. C'erano gli orti e le vigne del convento. Poi si vedeva il cavallo, il pizzò e il Visentino, perché ci affacciamo verso nord. Come mai questa chiesa e questo convento di monache, che erano monache agostiniane? Poi è passato ad altre monache, da dove dal pochissimo è chiuso, perché Fioi, le monache non ce ne sono più, i giovani non ce ne sono più, le vecchie, che ha bisogno delle badanti, le devo vendersi fuori a tutto per mantenersi la vecchiaia e avere delle badanti. Perché nei monasteri una volta le giovani assistevano le vecchie, non ci sono più. Quindi loro, un Dio che altro, le sera tutti i monasteri, le si era radunata a Padova, ma dopo le si radunarà a Milan, una alla volta si sera le vende i toc e con il ricavato le si mantiene le badanti. Questa è la triste verità, così come stanno chiudendo tutte le nostre canoniche, una dietro l'altra. È così. Allora, questo era un convento di agostiniane. Ma come mai viene costruito qua? Vi devo parlare di una nobildonna di Venezia, Antonia Venier, che in una notte del 1384 fa un sogno. Sogna Sant'Alvise, lo vediamo là la statua, dopo dentro lo conosceremo meglio, che le ordina di costruire un monastero e una chiesa in questa zona settentrionale di Venezia. Lei si sveglia